Signori ascoltatori, bentrovati per questo nuovo incontro con Adiconsum, l'Associazione Difesa e Tutela dei Consumatori. L'associazione che, come uso ricordare, è a Carbonia in via Mazzini 41 presso il sindacato CISL. Associazione che ormai da anni si è impegnata sulla tutela e difesa dei consumatori, sia con la difesa direttamente, una consulenza, oppure sulle notizie, sull'informazione per far conoscere agli utenti i loro diritti e i loro doveri rispetto alla pubblica amministrazione oppure alla vita quotidiana o attraverso chi eroga servizi, le società di servizi. Ricordo altresì che nel caso abbiate necessità di sentirci, di qualche consiglio o assistenza o consulenza, è bene telefonare al numero che vedete in sovraimpressione, prendere un appuntamento e d'accordo stabiliremo il giorno e l'orario a cui incontrarci. Bene, io oggi vorrei darvi alcune informazioni generali sul codice della strada. Come diverse volte ho detto, segnalateci dei problemi, segnalateci delle vostre necessità, fateci sapere cosa vorreste conoscere che magari non sentite tutti i giorni attraverso la stampa o materialmente è un po' impossibile conoscere. Fateci le domande, noi ci aggiorneremo e in base a quel che ci chiedete vi daremo le risposte. Quindi un po' su tutti i campi, la trasmissione del resto è a tutto campo e noi a tutto campo rispetto alle vostre esigenze vediamo di aggiornarvi e un po' ovviamente dopo che se noi avremo la possibilità di conoscere veramente, approfondire il problema, di ritrasmettervi le nostre esperienze in modo che tutti ne siamo a conoscenza. Bene, oggi vorrei parlarvi un po' del codice della strada su domande fatte da voi ascoltatori, fatte attraverso telefonate, mail oppure qualcuno è venuto a trovarci e ha posto il quesito. La prima domanda, autovelox. Ora parliamo degli autovelox messi nei centri abitati principalmente. Ora tantissimi comuni si sono dotati di questa apparecchiatura che è un rilevatore di velocità e la stanno inserendo nei comuni, nelle strade urbane. Questo si fa perché per un modo di sicurezza, per dare la possibilità agli automobilisti di ricordarli che ci sono dei limiti di velocità da rispettare, soprattutto per la propria e altrui incolumità. Gli eccessi di velocità spesso portano a incidenti molto seri e quindi è bene evitarli. Quindi molti comuni stanno provvedendo o hanno già provveduto a mettere questi rilevatori di velocità. Ma lo scopo, e questo lo sancisce la legge attraverso il codice della strada e la Cassazione, cioè la Corte Suprema dei Giudici, dice che l'autovelox non è un'apparecchiatura per far cassa, cioè per introitare soldi attraverso le sanzioni e rimpinguare le casse comunali. No, l'autovelox è un qualcosa che si mette per ricordare ai cittadini che debbono rispettare le regole, tant'è che si ha l'obbligo di segnalare l'autovelox, metterlo in posizioni visibili, esserci qualche vigile a fianco, segnalato a una certa distanza dove chiunque può vederlo e quindi regolarsi. Quindi deve essere un qualcosa che deve anticipare, evitare, istruire, evitare incidenti, istruire le persone a rispettare le regole. Poi chi non le rispetta, chi
pretende comunque di correre, sono problemi suoi, allora pagherà. Ed è giusto che paghi. Chi sbaglia deve pagare, però l'amministrazione ha l'obbligo di prevenire queste cose e fare in modo che l'utente sia avvisato in modo che lo metta in guardia di non sbagliare, lo aiuti. Quindi l'autovelox non è un elemento sanzionatorio per far cassa, ma un elemento di prevenzione e sicurezza stradale e deve essere fatto nell'interesse esclusivo del cittadino. Quindi chi lo mette ha l'obbligo di avvisare, possibilmente a mezzo stampa o con i mezzi che il comune ha, dire guardate che tale giorno lo metterò in tale via a tali orari. E il giorno, negli orari e luoghi stabiliti, deve metterlo visibile, non nascosto, presidiato e con cartelli a distanza almeno 80 metri per le strade urbane, 150 per le strade extraurbane e per le autostrade ancora di più, dei cartelli dove si indica autovelox, controllo sulla velocità. Quindi ecco, ricordiamoci che è un bene che ci siano, ma lo scopo è a tutela dei cittadini, sia per evitare le sanzioni e sia per dirgli attenzione che se sbagli paghi. Se poi il tuo errore provoca incidenti, sono problemi veramente maggiori. Quindi l'autovelox è autorizzato e deve essere messo in modo visibile, in modo che tutti sappiano che c'è per regolarsi. Ecco, però ecco, chi mi diceva ma perché, per come, l'autovelox è un'apparecchiatura autorizzata e messa lì per tutelare i cittadini. Infatti dice la motivazione della Corte è che si impernia sulla natura imperativa delle norme che riguardano la preventiva segnalazione, quindi la pubblica amministrazione, i comuni in questo caso, non possono interpretare le norme inderogabili come ritiene opportuno, ma devono essere interpretate secondo la loro vera natura, che inserisce e si inserisce nella trasparenza gravante degli amministratori, cui potere sanzionatori non è tanto ispirato dall'intento della sorpresa ingannevole dell'automobilistica, all'intento ingannevole dell'automobilista indisciplinato, ma in una logica patrimoniale captatoria, cioè non per avere i soldi, quanto da uno scopo di sicurezza stradale e riduzione dei costi economici, sociali, ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l'utilizzazione di nuove tecnologie di controllo elettroniche. Pertanto c'è l'obbligo di preventiva segnalazione che non può riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti determinandone la nullità. Quindi se non è adeguatamente segnalato l'autovelox, questa l'eventuale sanzione è nulla. Chiaro? Poiché diversamente risulterebbe una prescrizione priva di conseguenze che sembra esclusa dalla stessa ragione logica di previsione normativa. Quindi, quando mettono questi autovelox, se non sono adeguatamente segnalati e uno incorre in una sanzione, sappia che la può impugnare per chiedere l'annullamento. Però, ripeto, lo scopo è di prevenire incidenti, garantire la sicurezza dei cittadini, non messa per fare cassa, per incamerare soldi, e deve essere preventivamente annunciata. Bene, questo argomento l'abbiamo trattato, adesso parliamo di un'altra richiesta, anche questa abbiamo dovuto informarci presso delle sentenze perché in modo da essere un po' precisi, evitare
errori anche di trasmissione di pensiero, di dati, che alcune volte possiamo anche non interpretarli in maniera particolare. Parlo di passi carrabili. Allora, il passo carrabile sappiamo benissimo che sono delle autorizzazioni cui il cittadino chiede all'amministrazione per poter accedere dal luogo pubblico, dalla strada pubblica alla proprietà privata. Praticamente tutti gli accessi, i cancelli, le recinzioni, insomma i cortili, le abitazioni che accedono sulla strada, se noi vogliamo avere la possibilità di attraversarla con un mezzo meccanico, quindi con l'automobile, dobbiamo chiedere preventivamente l'autorizzazione ai comuni, quindi l'autorizzazione che verrà rilasciata con un numero determinato e trascritto nei registri comunali. Alcuni comuni fanno pagare questa autorizzazione, questo permesso per il passo carrabile, altri no, ma questa è una facoltà dell'amministrazione comunale. Quel che a noi interessa particolarmente è cosa è il passo carrabile. Allora, il passo carrabile è quella che l'autorizzazione che dà la possibilità ai privati di attraversare lo spazio pubblico per accedere nella proprietà privata. Però il passo carrabile non può in nessun modo essere considerato una cosa privata. Vuol dire autorizzazione all'attraversamento. Quindi nessuno può sostare davanti a un passo carrabile, quindi ostruire la possibilità al padrone di casa, al titolare, di attraversarlo per accedere alla sua proprietà. Chi lo fa è multabile. Ma la cosa importante è che il passo carrabile non è proprietà privata, quindi non ci può parcheggiare neanche il proprietario, parenti o amici che si fermano per una visita lunga o breve che sia. Il passo carrabile deve sempre, sottolineo sempre, essere libero, non è proprietà privata, è solo l'autorizzazione all'accesso alla propria proprietà, quindi alla propria casa, al proprio cortile, giardino, chiamiamolo come vogliamo. Quindi chiunque ne possiede l'autorizzazione non può, ripeto, non può, né lui né parenti, amici o chi vogliono parcheggiare davanti. Sono tutti sanzionabili. Chiunque eviti, ostruisca quel passaggio, proprietario o altri, sono sanzionabili. Quindi attenzione che lo dice esattamente la norma, che l'autorizzazione al passaggio carrabile non comprende la facoltà di sosta di veicoli nell'area pubblica corrispondente al relativo sbocco. Attenzione, quindi il passo carrabile non è una proprietà privata, è solo un'autorizzazione al passaggio e nessuno, ripeto, nessuno, nemmeno il proprietario può parcheggiare lì davanti, pena una sanzione. Quindi se il proprietario capita, deve entrare in casa e trova una macchina che gli ostruisca il passaggio, può benissimo chiamare i vigili urbani e i vigili urbani sanzioneranno quello. Ma se il proprietario la lascia lì fuori, chiunque di noi è autorizzato a chiamare i vigili urbani e sanzionare il proprietario. È solo passaggio. L'autorizzazione serve solamente per passare in quel strato di strada dal pubblico al privato. Quindi attenzione. Questa è una domanda che è stata fatta tanto tempo fa perché è spesso oggetto di lite tra vicini, fra condomini, eccetera, eccetera. E la sappiate che non si può. È la legge. E del resto è giusto, anche perché spesso questi passi carrabili sono dalla strada alla proprietà e c'è un pezzo di marciapiede e qualcuno se la mette lì davanti, ostruendo anche la libera circolazione pedonale delle persone. Quindi sappiamoci regolare. Adesso parliamo invece di un'altra cosa importante. Sappiamo
ed è giusto, ripeto, giusto, che purtroppo sentiamo troppo spesso di incidenti stradali dovuti a automobilisti, a conduttori di auto in stato di ebbrezza, ubriachi, che non essendo più lucidi, non avendo la mente più lucida, questi camminano, non vedono ostacoli e spesso investono delle persone causando, oltre che feriti, alcune volte anche dei morti. E quindi è una cosa veramente, veramente grave. Ora il Parlamento sta provvedendo a stabilire delle leggi dove ci mettono anche il reato di incidente stradale. Vediamo come andrà a finire. Ma quel che io voglio trasmettervi è questo. Se uno guida in stato di ebbrezza, da qualche parte avrà bevuto. L'avrà fatta a casa sua, l'avrà fatto in un bar, in un ristorante, in una discoteca. Bene, sappiate che tutti coloro che vendono questi prodotti, l'alcol, liquori, birre, vino, insomma quello che è, quando un avventore, quando un cliente va e beve, se lo vedono in stato di ebbrezza, debbono vietargli di continuare a bere. In caso contrario, se danno pur di vendere, tanto incassano, sono corresponsabili. E gli addetti alla pubblica sicurezza, carabinieri, polizia, vigili, quando incontrano qualcuno, fermano qualcuno in stato di ebbrezza, hanno il diritto e il dovere di risalire alla fonte e se scoprono che questi sono usciti da un locale in stato di ebbrezza, possono sanzionare tranquillamente chi ha venduto perché è complice. Dice la sentenza di Cassazione, nel caso di un automobilista fermato al volante con un elevato tasso alcolemico, una volta risaliti alla sorgente, cioè al locale dove l'AREA, cioè il reo, il consumatore, ha consumato l'alcol, le autorità possono denunciare l'esercenza per violazione all'articolo 691 del Codice Penale, che punisce con l'arresto da 3 mesi a 1 anno chi somministra alcol alla persona in stato di ebbrezza. Capito? Quindi non solo chi è ubriaco o in stato di ebbrezza guida viene punito, ma anche a chi gliel'ha somministrato. Non somministrato in casi normali, uno beve un bicchierino, due li regge, ok, ma quando arriva a bere oltre il limite che il suo fisico permette e quindi va in stato di ebbrezza o addirittura ubriaco, il proprietario che continua a dargli da bere è complice e quindi va punito. Quindi attenzione, signori somministratori di alcol, siano essi ristoranti, bar o quant'altro, discoteche, eccetera. Siete corresponsabili. Dice infatti, tra le altre cose, il codice, che la vicenda deve scaturire la presa di coscienza del fatto che scene vissute da tutti per svariate volte, come quella dell'ubriaco, e che va in un bar, in un locale, ordina un altro bicchiere al barista, il barista che glielo versa è complice, anche è commerciante, quindi lo fa per interesse, ma è anche complice. Quindi questo fatto integra la fattispecie di reato. Attenzione, quindi i somministratori di alcol, bevande alcoliche, sono corresponsabili se uno esce dal loro locale in stato di ebbrezza, quindi ubriaco. Molta attenzione perché le forze dell'ordine possono in questo caso sanzionarli. Guardate che è una cosa molto importante perché purtroppo sentiamo tutti i giorni auto che investono persone incolpevoli, la loro colpa è solo di farsi una passeggiata e trovarsi in quel punto, in quel momento, ubriachi investono e molte volte oltre che a ferirli possono anche
uccidere le persone. Questo dobbiamo evitarlo nel modo più assoluto. Bene, adesso parliamo ancora di un altro esempio, sempre tutto riguardante il codice della strada. Oggi ho voluto improntare la trasmissione proprio sull'avviso alle persone che hanno fatto queste domande proprio sui dubbi del codice della strada. Parliamo di pedoni in questo caso. Le strisce pedonali, sappiamo benissimo che le strisce colorate che troviamo in terra, che servono a dar diritto di precedenza alle persone a piedi, le persone che debbono attraversare da un lato all'altro la strada pubblica. Quindi il pedone ha diritto e precedenza, l'automobilista ha l'obbligo già a distanza di rallentare per poi fermarsi, dare il libero accesso al passaggio al pedone e poi riprendere la propria marcia. Chiaro che anche il pedone deve stare un po' attento, non è che all'improvviso attraversa di corsa e l'automobilista che ha visto la strada libera stava passando, in questo caso insomma è corresponsabile il pedone, perché insomma bisogna anche stare attenti. Ripeto, l'automobilista che in città deve andare non oltre 50, vede la strada libera, continua, magari da dietro un cassonetto, all'improvviso uno di corsa attraversa e il rischio c'è. Quindi anche il pedone con la massima diligenza e attenzione prima di attraversare la strada deve verificare a destra e a sinistra se ci sono pericoli imminenti. L'automobilista, ripeto, ha l'obbligo sempre e comunque di rallentare in prossimità di un passaggio pedonale e fermarsi nel caso ci sia qualche pedone. Ma quel che volevo sottolineare è il fatto se il pedone attraversa fuori dalle strisce pedonali, per fuori intendo a distanza, non a 1 metro, 50 centimetri, cosa può succedere? Allora, è successo, e questa purtroppo è anche questa è una sentenza, che il giudice ha ritenuto il pedone colpevole più dell'automobilista per l'incidente che è successo. Nella fattispecie è successo questo, che c'era fuori dalla strada, un pedone stava attraversando, una macchina se n'è accorta per tempo e ha rallentato. Chi era dietro, visto questo rallentamento, ma non si è reso conto che ha sorpassato, passa il pedone, preso. Ovviamente il pedone ha chiesto i danni, l'automobilista si è difeso, guardate che era fuori dalle strisce pedonali, era impossibile vederla, i fatti hanno accertato che l'automobilista ha detto la verità e il giudice ha sanzionato al 70% delle colpe al pedone e il 30% all'automobilista che comunque deve sempre guidare con molta attenzione, con lucidità. Il pedone che deve stare attenti. Quindi l'attraversamento fuori dalle strisce pedonali è a rischio del pedone. Il pedone può farlo, non dovrebbe farlo, può farlo solo con la matematica certezza che non ci siano vetture da un ambo lati, da una parte e dall'altra, che possono provocare danni a se stesso o all'automobilista, perché magari l'automobilista lo vede all'ultimo momento, tenta una frenata brusca o quant'altro, può provocare tamponamenti, può provocare altri incidenti. Quindi attenzione, i passaggi pedonali sono una bellissima cosa. Forse ce ne vorrebbero di più in città, che essendocene di più permetterebbero anche agli automobilisti di rallentare, ma questo lo facciamo tutti, non siamo nessuno di noi esente da questo, abbiamo sempre fretta, noi dobbiamo arrivare, il tempo non ci basta. In città il limite è di 50, in prossimità delle strisce pedonali si rallenta ulteriormente e ci si ferma per dare l'accesso. E comunque, anche se non vediamo pedoni,
in prossimità delle strisce dobbiamo comunque rallentare. Ma il pedone deve stare attento, comunque se nelle strisce non uscire all'improvviso, e fuori dalle strisce non deve attraversare. In casi eccezionali ha necessità, ma deve assicurarsi che proprio matematicamente non c'è possibilità per lui, primis, e per gli altri di provocare danni o incidenti. Quindi attenzione, attenzione perché è pericoloso. Le strisce pedonali ci sono, è una salvaguardia per l'utente, ma noi dobbiamo, come pedoni, rispettare noi che abbiamo dei diritti, ma anche chi ha la macchina, sono sempre macchine, quindi possono avere dei difetti, anche improvvisi. L'autista deve essere sempre attento e vigile, però in quel momento garantito sicuro che la strada è libera va e può succedere l'incidente, quindi molta attenzione. Altra domanda che c'è stata fatta, ce ne ho diverse, guardate, ne ho una ventina, però il tempo non ci permette di vederli tutti. Ne vediamo due molto veloci. Allora, strada dissestata per le radici degli alberi. Chi deve pagare la manutenzione? Mi sembra abbastanza ovvio, poi comunque qualcuno ha denunciato il fatto che la strada dissestata a causa della radice degli alberi hanno provocato incidenti, perché alcune volte in zona ne abbiamo esempi molto seri, le strade, le radici sollevano il manto stradale, quindi un automobilista per evitare di andare su e giù, quindi atto ondulatorio nelle strade, si sposta e magari provoca gravi incidenti. Allora la Corte di Cassazione ha confermato comunque che l'obbligo della manutenzione delle strade dissestate spetta al proprietario del terreno intorno alla strada, cioè se un albero intorno alla strada provoca quel danno, l'amministrazione comunale, se il comune, deve provvedere alla strada e deve denunciare il proprietario dell'albero affinché ponga i giusti rimedi e ripari il tutto. Perché se questo non avviene, paga l'amministrazione comunale che è proprietà della strada. Quindi la strada, il comune è responsabile della manutenzione delle strade. È responsabile se qualcuno si fa male o subisce danni a causa delle buche, strade dissestate o altro. Ma se la strada viene dissestata causa un privato, il privato ne deve rispondere. Però sta sempre al comune intervenire, perché chi subisce il danno lo fa direttamente al proprietario della strada, poi il proprietario della strada dovrà vedersela. Quindi molta attenzione in questo caso, però è un problema che abbiamo affrontato tempo fa. Allora, comunque sempre il proprietario della strada deve rispondere ai danni che provoca agli automobilisti, sempre che, ricordiamoci, è obbligo di mettere al massimo la massima diligenza per prevenire eventuali incidenti. Perché se io in automobile vedo una buca, devo rallentare. Non è che continuo ad andare a 100 e poi mi spacco il cerchione o il semiasso, provoco danni alla macchina e poi chiedo i danni. In quel caso il comune può opporsi perché l'automobilista non ha messo in atto la normale diligenza per evitare il danno. Diversa cosa è che se magari piove, l'acqua copre, uno non lo vede, ci va e paga il comune perché è l'obbligo della manutenzione della strada. Nel caso che ho detto poco fa, se la strada è dissestata causa alberi di proprietà privata, ne devono rispondere loro. Vero è che normalmente nelle nostre strade ci sono i marciapiedi e sui marciapiedi è sempre proprietà comunali, quindi anche gli alberi sono comunali, quindi paga e ne risponde penalmente
della propria responsabilità il proprietario, quindi i comuni, ma nelle strade private o di campagna può succedere che siano alberi di proprietà privata che provocano danni. Comunque l'automobilista che subisce questo danno deve sempre ricordarsi che deve provare il danno, magari con fotografie e testimonianze, se possibile chiama subito i tutori dell'ordine, preventivi dei carrozzieri o dei meccanici, preventivi firmati regolari, per poi presentare la denuncia. Le denunce in questo caso tramite legali, anche il nostro legale, non costano niente perché i legali si rifanno le spese a danno sempre dal proprietario inadempiente, dal comune in questo caso. Questo vale anche per chi cammina a piedi, per chi è a piedi e purtroppo la strada dissestata fa cadere, inciampa, succede qualcosa, cade e si fa male, deve provare il fatto, fotografarlo, possibilmente testimonianze, possibilmente chiamare i tutori dell'ordine, andare al pronto soccorso, farsi rilasciare certificazione di intervento del sanitario per le cure del caso, poi si presenta alla nostra associazione, noi l'aiutiamo a fare la pratica tramite un legale, il tutto gratuitamente. Il legale provvederà, visto che ci siano le condizioni, di denunciare l'ente proprietario che attraverso la sua assicurazione dovrebbe pagare i danni. Ovviamente prima si accerteranno se le denunce sono giuste o meno. Quindi attenzione, il dissesto stradale è causa di chi lo provoca. Facciamo attenzione, sempre il ricordo che la legge prevede che tutti gli utenti, consumatori, cittadini debbano mettere in attimo la massima diligenza e attenzione, perché se è pur vero che abbiamo 1000 diritti di essere esercizi, è anche vero che il patrimonio è di chi lo amministra, dei comuni, ma i comuni per sistemare il tutto hanno necessità di risorse e le risorse sono pochine, a meno che non aumentino le tasse. Quindi se hanno più risorse si può risolvere il tutto, però è un problema molto molto serio che vada affrontato realmente. Comunque sappiate quali sono i vostri diritti. Bene, io smetto con la trasmissione delle risposte sulle codici della strada, lo riprenderemo, guardate, ne ho un'altra ventina da rispondere, lo faremo nelle prossime puntate. Volevo ricordarvi che, passiamo a un altro discorso, pulizia della città, servizio nettezza urbana, eccetera. Ricordatevi che i cittadini pagano il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, quindi hanno diritto che i loro rifiuti vengano ritirati nei giorni e orari stabiliti, hanno diritto che le strade siano pulite, hanno diritto al conferimento, alla possibilità di accesso all'ecocentro, hanno diritto ad avere dei contenitori e delle buste adeguate per i rifiuti, ma hanno il dovere di essere corretti, perché se non si differenzia in modo corretto la spazzatura, possono essere soggetti i cittadini a delle sanzioni, a delle multe. C'è una commissione che gira per la città, quindi vigile urbano con un addetto al comune, eccetera, che a campione verificano i rifiuti. Se non sono stati fatti come da regola, il proprietario viene sanzionato. Quindi abbiamo diritti ma anche doveri. Attenzione che se non rispettiamo i nostri doveri veniamo sanzionati. Però, siccome spesso, molto spesso, ci sono dei disservizi da parte di chi fa la raccolta differenziata, o si dimenticano di ritirare la spazzatura, o prendono i recipienti vuoti, li tirano e si rovinano, o non li vuotano del tutto,
o lasciano parte dei rifiuti in terra, comunque ci possono dei diversi disservizi che possono succedere. Allora vi invito, qualora rilevate un disservizio di una certa importanza, segnalatecelo, dovete dirci dove è successo, che giorno, e noi questi li segnaleremo puntualmente all'amministrazione comunale, all'ufficio preposto, perché in comune c'è un ufficio responsabile del servizio dove deve verificare e controllare che il servizio sia fatto nel miglior modo possibile, e purtroppo il comune non può essere presente ovunque, non ci sono le persone, il tempo. Noi cittadini dobbiamo collaborare, quindi denunciare le inadempienze, ma più che altro in modo che non si ripetano più, perché può succedere, uno lavora che distrattamente, come vuota il cestino, qualcosa cade a terra o magari non lo vuoti o si può dimenticare di passare, può succedere tutto. Noi dobbiamo segnalare prontamente tutti i disservizi in modo che non succedano più. Se poi dovessero ripetersi nel tempo, allora abbiamo diritto a sapere che chi non fa servizio venga sanzionato. Però dobbiamo prima, con spirito collaborativo, avvisare dei disservizi. Se lo dite a noi, saremo noi a Adiconsum a dire queste cose all'amministrazione, a vigilare che non si ripeta più, perché se si ripete, sapete com'è, ti ravviso, poi chi sbaglia paga. Però sappiamo che abbiamo l'obbligo di verificare e fare la raccolta differenziata in modo puntuale e attento. Siamo soggetti a controllo e anche qui chi di noi sbaglia verrà sanzionato con una multa. Quindi vi invito, qualora ci siano problemi, a chiamare Adiconsum e a parlarne. Capisco che molte volte è difficoltoso venire nella nostra sede in via Mazzini o magari telefonate, trovate il telefono occupato, magari non ci siamo più. Vi ricordo che il sottoscritto è anche in via Lazio a Carbonia, presso l'associazione Terza Età di via Lazio, un'associazione che raccoglie tantissime persone, circa 500 iscritti, dove si fanno tante attività ludiche, motorie, culturali, gite, attività conviviali, insomma un po' di tutto, dove le persone si incontrano. Però fra le altre cose il sottoscritto è disponibile anche ad accogliere alcune richieste vostre per poi trasmettere al comune. Diamo anche la possibilità di dare consulenze finanziarie, consulenze legali, consulenze sui diritti, sui doveri, sulle garanzie. Ecco, venite a trovarci anche in via Lazio, presso l'associazione Terza Età, vedrete che lì, oltre che avere la possibilità di informazioni, di interloquire, avete anche possibilità di stare con altre persone della stessa età, passare le giornate con tranquillità, avere un obiettivo, un punto di riferimento dove raccordarsi e quindi stare assieme. Vi invito a venire a trovarci, vedrete che sarà una cosa simpatica e propositiva per tutti. Bene, io vi ringrazio tanto per la pazienza, vi invito a contattarci, a venire a trovarci. Ciao, ciao a tutti.